E la Madonna che repeton qua, perché sei arrivato alla casa Batlló, che è una casa costruita sempre dall'architetto Gaudì, che è quello che ha costruito la Sagrada Famiglia. Poi ci entriamo. Pensa che tutto ciò che vedi, e mi giro anche a 360 gradi, è sparso in un'infinità di chilometri. Solitamente per spostarsi da una zona all'altra ci si muove con la metropolitana, perché è veramente una città infinita, ragazzo. Guarda qua i pubblicitari della Diesel, per poter mettere questa moto nella pubblicità, che è palesemente un Ducati 916, gli hanno tolto, vabbè, la scritta Ducati ci sta, grazie, e gli hanno, guarda, gli hanno photoshoppato i fari in modo tale che non richiamasse il Ducati 916. Assurdo, dove c'è casa Batlló non sa da cangia. Di qualsiasi cosa solletichi il tuo interesse sai che c'è lo store, qualsiasi marca, qualsiasi cosa. Ho visto questo paio di braghe un po' alla Jim Morrison, 650 euro. C'è il bello che sui jeans partono da 240 euro, sono gli stessi che ho io in camper, che ho preso su Vinted a 5 euro, che sarebbe un sito che vende roba usata, hai capito? Il Nike Store è titanico, però credo ha 2-3 piani, però credo che a te non interessi tanto vedere i negozi, però insomma ti sto raccontando cosa c'è e cosa puoi trovare a Barcellona. No, e c'è anche il sotterraneo, ma del cappello natalizio di Jordan e del maglione, vogliamo parlarne? Questo qua che guarda è il tipo che guarda questo e si guarda tutto il tempo, vedi tu? Ho dovuto, perché Singa non lavora tanto e tutti i suoi soldi vanno tutti allo Stato o si inflazionano, e quindi si è preso sto zainetto che è tutto tipo piumino, è bellissimo, è morbidissimo. Pensa che il Paronde a Baracca, ossia il titolare della Diesel, è attaccato alla casa di Mirko e dai parti sue, e lui anche lo conosce. Andiamo da Francesco, ma no, Francesco Pelus, è il caffè di Francesco. Se ti può essere utile, ma mi pare te l'avevamo già spiegata a Tenerife sta roba, dall'app di Google Traduttore fai la foto al menu, ok, c'è proprio l'icona della foto, e in tempo reale, cioè, ti lascia il menu com'è con le fotografie eccetera, e qua vedi il testo evidenziato già tradotto nella tua lingua. Prova, che è una figata. Come uno spettacolo indecente, perché abbiamo fatto noi casino? Cos'è che non può prendere fuoco, bambino? Un liquido. E invece no, perché la graspa prende fuoco. Pensavo che le graspe fosse però sui 50-60 gradi, no 200. Ma in una Barcellona dove il pisobrio le vestio come una Vanna Marchi, come puoi tu giudicare chi si prova la graspa cola? Non giudicare, bevi e vate a imbriagare. Preparati a visitare una delle case più strane del mondo. Sì, capistrana sia mia, cioè comunque vive in un camper, sarà più strano vive in un camper o viva qua? Fatti la domanda. Sai Alessia che la sguinzia teenagera, perché se spagnola se teenagera non sei teenager, mi ha sorriso. Guarda che badante che ha bisogno. Ma che badante, ha mai visto tutto vestito così da teenager? Ha detto guarda che bel tosato. E sai che rossa di pelo matta per lo zelo, si dice qua in Spagna. Code a destra, code a sinistra. Mi raccomando, qualsiasi cosa vuoi fare a Barcellona, mi raccomando, prenota. Ovviamente noi qua abbiamo già prenotato e pagato, abbiamo fatto tutto online, però questo per dirti, perché se tu arrivi tipo noi col Parco Güell e ti ritrovi impossibilitato a entrare, ci resti male, perché spendi un sacco di soldi, un sacco di tempo per venire a Barcellona e non visiti ste robe. Sta casa, io lo so, dicevo anche ai miei amici quella volta in Toscana, che può dar fastidio pagare certe cose, però non ha senso spendere un sacco di soldi di gasolio, consumare il camper, del tempo e dopo non visitare le cose più belle che ci sono. Allora, all'entrata intanto ti danno anche l'audioguida che è inclusa, vedi? Ascolta chi che risponde, vedi, e te la risposta nella tua lingua, vedi tu? Hai il numero anche la stanza? Come la stanza? Io credo che non è corretto che ti faccia vedere tutte le stanze, ma ti faccio vedere Dall'ultima alla prima. guarda che scale. Detto che la scala ricorda una colonna vertebrale di un cadavere medievale, non medievale, preistorico. Anzi, fermo una roba, perché o ascolto o parlo, ti metto musichetta e te guardi i video e immagini. Questa è l'anticamera dove gli ospiti aspettano prima di entrare. Pensa che
È il solito discorso, c'è gente che si rovina la vita per mettersi via i sky e avere queste case di lusso e dopo muore e mica sono un poretto. Mi godo in stesso compagno senza comprare niente. Pensa che lo stucco è tutto in oro a 24 carati. Fratelli e fritelle, benedicitus benedicitas. Your love, my friend. Qua c'è scritto che i magnaschei da qua potevano guardare tutto, ma soprattutto farsi vedere, perché se quello a fine è scopo dei magnaschei, farsi vedere più grandi che altri, hai capito? Te conto tutto, ma ti spiegano praticamente la storia, i dettagli e la funzione di ogni singolo materiale piuttosto che ogni singolo forma e parte della casa. Ma qua la guida dice che è un pezzo unico di rovere, io vedo tutti gli spacchi, non mi pare per niente un pezzo unico. E sarà il cesso quello, è chiuso. È tanto grande come casa. Fantastico perché le stanze sono tra virgolette tutte uguali, nel senso senza soprammobili niente, però dicono in questa stanza si fa gli affari, che gli altri si riuniscono a famiglia, perché pensati che confusione. Trovare una toga. Beate la seta, e nugne che stanno restaurando. So that the sun won't fade. Certo che con la guida cambia tutto quanto capisci che ogni stanza è stata studiata per avere un determinato quantitativo di luce e di areazione, quindi nulla è stato fatto a caso. And I know I'm not a loser when I'm on my own. I could be miles away in another land, and it keeps me together when I'm far from home. Parte essa su YouTube, pausa marchetta. Per noi è strano, in realtà è normalissimo ed è giusto che sia normale, è strapieno di trans sessuali. Qui ogni porta è contraddistinta da una lettera. Tu mi dirai, ma che cazzo se ne c'ava? Ma i magnaschei ci tengono ad avere queste distinzioni con la plebe, ossia tutti questi piccoli dettagli che mi fanno allontanare dall'immagine del poretto. Per spiegartela più facilmente, io ho ciò che gli altri non hanno. Non capisco, ma c'è anche questa porta con scritto privato col campanello, quindi in teoria non devi suonare il campanello. Ara l'ascensore. Tutto molto bello, ma tu non attaccarti mai a queste cose, non desiderare di possederle, perché poi muori, crepi come loro, ok? E dopo guarda, a casa tua tutti i miliardi che hai messo a parte o vanno allo Stato o diventano un museo. Tu sei sempre in mondo di emozioni, di avventure, ma di emozioni proprio, perché sono le emozioni che costruiscono il tuo carattere prima dei ricordi, hai capito? Andiamo a pisciare anche qua. Questo è il cesso sa da sapone di Marsiglia e via vasca, vedi tu? Risaranno miliardari, ma in camper mio ho spruzzo migliore. Però pensa che mi su pignolo. Ara qua che le tutte screpetà e un modi, ara qua il pittore non l'ha data bene a mano. Vedi tu? Il soffitto è molto figo, anzi molto figa. Fritz! Dimmi Pampino! Buco per infilare i petardi! Che bello! Eccoci arrivati nella terrazza, ragazzo, dove puoi ammirare una piccola parte di Barcellona. Ti assicuro che avendola girata quasi tutta, questa è una piccola parte di Barcellona, è niente di Barcellona quello che stai vedendo. Riding through the city on my bike all day, cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel okay, cause the sights that I'm seeing are priceless. Everything seems to look as it should, but I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper and he's sitting with a slapper, then I see. Tutto bello, non voglio essere ripetitivo, senza audioguida accade tutto, un po' come quando visitai audioguida, anche la guida, meglio se è una persona. Io quando visitai ad esempio il nostro castello del Cataio, può sembrare di una banalità estrema, in realtà no, è ultra ricco di tantissime cose veramente interessanti il castello del Cataio, però se non hai una guida che ti spiega cosa tu stai vedendo, tu dici ah sì, bello, colorato, qua e là, ma non capisci tante altre cose, tipo di questa casa, tutta la struttura di perché
era stata creata con quella forma che incanalava l'aria, la luce, eccetera, eccetera, eccetera. Non ti spoilerò altro, che è il mio termine 2023-2024. Sta bello, tutto in 3D, è una figata pazzesca. È bellissimo. Praticamente hanno detto che, vabbè, non ti spoilerò tanto, che è una sorta di simulazione della mente dell'architetto Gaudì creata con il computer, con il machine learning, con l'intelligenza artificiale, e non ti spoilerò altro, chiudo qui. Non è che non voglio farti vedere le cose, che reputo un sacrilegio racchiudere in un video certe cose, a stare qua di produzione virtuale, intendo proprio la casa in sé. È un invito piuttosto a visitare Barcellona e a non credere mai a tutto ciò che vedi nei video, perché non rispecchiano mai la realtà. I video possono essere più belli ma anche più brutti, ma non sono mai la realtà, mai. Benissimo, ti salutiamo dalla fantastica casa Batlló, ma soprattutto pausa marchette. Aspetta, attento, così cracchi, esatto, il sistema centrale, hai visto, cliccando tante volte nel coso. Che il cesso del Gaudì, che c'è il rubinetto, vedi tu, come quel pulmino. Va bene, anche sono stato là a riprendere tutto, c'era il bagno stranissimo con l'acqua e l'asciugamani incorporato 2 in 1, e poi sono rimasto scioccato dal livello di pulizia, cioè praticamente erano in 2 che pulivano il bagno, no? E uno ha visto un piccolo tipo granello di polvere, non lo so, è passato subito l'altro col scopino e la scopa, e dopo in 2 subito col mocio, uno che dava il mocio e l'altro che asciugava, cioè sono rimasto a bocca aperta. Un altro consiglio che ti posso dare è di visitare le attrazioni alla mattina, di prenotarle alla mattina. Questo perché alla mattina sono ancora tutti a letto a smaltire la droga che si sono fatti alla sera prima, e pertanto non trovi quasi nessuno in giro. Dal pomeriggio in poi il male, il disastro. When you look with your eyes, everything seems nice. But if you Se ti sei mai chiesto cosa sono le Rambla, che ogni tanto hai sentito dire in video, e Rambla è appunto, se plurale, sono ste cose, sti passaggi pedonali in mezzo alle strade, ok? Una sorta di grande marciapiede centrale al quale poi sono affiancati anche dei marciapiedi normali, separati, appunto, distinti dalle 2 strade che passano. Ok, qui vedi un botto di coda, questo perché questo locale sembra essere la miglior tapas di tutta Barcellona, si chiama Cerveceria Catalana, te la segno nella puntina. Sono le 3 del pomeriggio passate, altrimenti la coda è molto più importante. Ok, anche a te spiego, se no ti aspetti 3 ore in coda, praticamente devi lasciare il nome, altrimenti ti fa coda poi cazzo. Ciao, italiano o English? Okay, we are 3 people. Yuri, that's perfect. I wait over there. Thank you very much. Sì, io ho letto le recensioni, di solito c'è un'ora e mezza da aspettare, nel nostro caso insomma sono le 3:30 e 20 minuti circa, però mi raccomando, appena entri mi lasci il nome, ok? Non far la coda così per niente. Un'altra cosa che ti dico, non che io sia più sveglio, però ho avuto più tempo per pensare visto la lunga attesa. Chiedili il posto dentro, se no ti mettono in questi posti fuori che insomma sono abbastanza tristi. È inutile andare nel più bel posto di Barcellona, cioè più bello. Uno dei migliori posti di Barcellona è mangiare qua in strada come bestie, non ha senso. Italiano o English otherwise? Ok. Wow. Vedi, questo è il miglior locale catalano dove fanno le tapas di tutta Barcellona. A cercare su internet e a leggere delle recensioni. Certo che c'è la coda da fare, no? Però come dicevo a un nostro caro amico che ci sta ascoltando in questo momento, ne vale la pena, ci sarà un perché c'è la coda, hai capito? Perché nella vita bisogna sempre dare un po' di sacrificio per avere un qualcosa, perché le cose gratuite, ragazzi, sono quelle da poco purtroppo. Gratuite non intendo solo a livello economico, gratuite in generale, cioè se vuoi essere qualcuno, se vuoi capire devi studiare, quindi ci vuole sacrificio. Se vuoi entrare in un posto figo devi fare la coda, se vuoi andare in un posto bello per forza c'è gente, ovvio che ci sarà un perché. Ci sono dei posti dove non c'è nessuno e non ci va nessuno. Lo stesso mio ragionamento lo trovi in centinaia di recensioni di questo posto. Tutti dicono, certo, fare la coda non piace a nessuno,
ma ne vale la pena, il gioco vale la candela, capito? Quindi ragazzi, non lasciate il bello agli altri, la vita è corta, ciucciatevelo anche voi. No, sei nel miglior ristorante catalano e prenderai la crema catalana con cioccolata con aseo e sal. No, quale? Non ho visto nessun bicchiere. Ma scusa, che lavoro fai per poterti permettere un pranzo in un ristorante del genere? Ah, ma scusa, cioè, com'è tipico il churros che ha preso lui? Se siamo nella cosa delle robe catalane e io ho preso la crema catalana, sarò più tipico io di lui, scusa? No, sono più tipico io. Perché, scusa, mica siamo in Ciuronia? Cioè, che cazzo... Ma i churros li hanno inventati prima. Ma cosa c'entra? Ma non è una roba catalana. È come dire... È una cosa catalana, No, è come dire fammi la crema italiana, è una roba tipica dell'Italia, e fammi la piticagno asado. Cioè, che cos'è il piticagno asado? Cioè, capisci? Ma non lo so. Allora adesso, scherzi a parte, non chiedermi cos'è il churro, però ti dico che, guarda, vedi, quella macchina lì, quella che gira, che è simpaticissima la cameriera, quella macchina lì che gira è quella che fa il churro, è una specie di dolce che viene giù a cascata. E è questo qua, può sembrare tipo delle patate, ma in realtà è una pasta dolce. Tipo le frittelle da fiera. Esatto. Vi aspetto, assaggia la crema catalana. È assaggiala. Prima l'assaggi te. Vai, è zucchero, Giacomo, vai, fidati, è un zucchero dolce. caramellato, vai. Questo è il famoso churrito che dicono. Com'è, signor bambino? Ma soprattutto, cos'è più che com'è? Perché com'è, cioè... Uno sticcoso sticcale. Ma cos'è? Sembra una patata. Cioè, Lo vuoi provare? no, cos'è, perché sto finendo la crema catalana. Ma cos'è c'è dentro? Cioè, cos'è? Tipo pasta di frittella? Boh, Come boh? non si capisce tanto. Racconta, Giacomo, qual è l'esperienza orgasmatica di Fritz che ha appena avuto? Hai fatto un rettino? Sì? E cosa è successo dentro a Dove questo... la C'è questa esperienza mistica dentro... La cipolla si è mischiata con la crema catalana. Ma è stata un'esperienza indescrivibile. C'è la frittella? Una leggera, come il gusto della frittella è più soft. Boh, per me è una frittella a forma di stella, da posare nel cioccolato. Il nonno di Giacomo gli ha chiesto se gli spediva la cartolina, ha detto che qua non ci sono tabacchini, qua fumano solo la gancia. Voto 10 ragazzo, ma non te lo devo dire io, te lo devono dire le 15.000 recensioni a 5 stelle, tanta roba. Guarda Ale, c'è Jäger Master qua a Torino Fan Club, incredibile. Io credo ragazzo che la puntata dovrà terminare quasi qui, perché solo un possessore di iPhone può capire che quando tu parti con la batteria al 100% in niente arrivi al 20%, ok? Guarda che bella farmacia, mi viene quasi voglia di mangiarmi. Hai trovato? Vai, segui dove ti porta il navigatore. Mi dice parole. Allora, ah, botteghe. Tutto per una donna sola. Vero? E noi poi dobbiamo portare tutto. Ma non lo so. Cosa Giacomo? Cosa hai detto? Cioè, hanno messo sexy e sexy su quelli più brutti di auto. Ma ti ho spiegato cos'è il sexy, cosa significa? Non me lo ricordo già più. Non te lo ricordi più? Significa che stimola il sesso. Ah, Questi pantaloni non stimolano il sesso, hai capito? no, Non sembra niente proprio. Formalmente anche adibita alla riproduzione, però no, non so che vino rosso ho bevuto, però tutto è molto più bello dopo quel vinello là. Sai, tutto più lento, morbido. lento. Sì, dopo sta attento a quei biglietti poi animazioni turistiche, perché quella ad esempio è la pedrera, per entrare dentro che a casa là che serve il biglietto, ok? E allora uno dice, un intelligente, e ora anche là,
anche lasciare il biglietto, ero anche là per andare da Signora Maria, e ma Paola fa crema catalana, ha avuto un andare da Paola, paga il biglietto, e Osvalda, fai ciudito, va anche ad Osvalda e via così, tu capio? Guarda la macchinetta dei nonni a noleggio, che forte! E anche le appese dappertutto, madonna, è come quelle ostuniche odiose, ti ricordi tu? Mamma mia! E guarda Pulmin in versione originale con i suoi copricerchi che un giorno ho che vide che mi serve. Vedi, questo è il vero Pulmin, ok? Ossia il mio Mercedes Sprinter che solitamente è adibito al trasporto persone, per quello si chiama Pulmin, perché questo sarebbe Pulmin. A Top Gruppo l'ho fatta camper, ma Pulmin sarebbe sto qua. Ragazzo, fermo, ascoltami qua, noi siamo in tre, non possiamo. Comunque vale come la storia dei monopattini di Padova. I primi 10 minuti sono gratis, quindi tieni d'occhio questi scooter. E dopo il gioco degli amari presi a casaccio, scelti dal Giacomo, ora facciamo la metro presa a casa. Vediamo la L5, vediamo dove capitiamo. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun.